Una lettera arrivata in redazione e diffusa dall'ex consigliere comunale Angelo Principato, che colpito da Covid-19 ha voluto esternare la sua esperienza del momento vissuto, allorquando nella seconda decade di gennaio sono stato caratterizzato da febbre alte e da una sintomatologia a carico dell'apparato respiratorio. Ho dato comunicazione tramite il mio medico curante alla struttura sanitaria USCA. Questo ha aperto un protocollo sanitario per iniziare, ove si fosse reso necessario, l'idonea terapia domiciliare al fine di stabilizzare l'insorgenza di una sintomatologia già grave. Nonostante la terapia domiciliare da parte del medico curante, il quadro clinico poco chiaro mi ha suggerito, afferma Angelo Principato, di recarmi presso la struttura medica dei Covid-19 dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dopo aver eseguito un accurato consulto medico ospedaliero nella mattina dello scorso 25 gennaio. Ho potuto constatare come i medici, paramedici e operatori sanitari fossero non solo pronti ad affrontare il volume sempre maggiore di difficoltà presenti nel reparto, ma capaci di avere amorevoli cure verso tutti. Nei loro sguardi, continua Principato, ho letto l'umiltà nel cercare il confronto e una professionalità che è stata sempre contrassegnata da premurose attenzioni verso tutti i pazienti, giovani e meno giovani. Questa mia vicenda, conclude Principato, risoltasi positivamente, mi ha spronato ancora di più a proseguire nel mio impegno in favore della città e degli agrigentini, rinsaldando la convinzione che non ci può essere una vita autentica se non viviamo il rapporto con gli altri senza il Signore. Rischiamo, conclude Principato, di essere indaffarati per niente se perseguiamo stoltamente nell'egoismo e nella lontananza degli insegnamenti di Dio. Per essere vita d'amore, la vita di un cristiano deve avere lo stesso dinamismo di quella di Cristo, essere cioè un movimento d'amore verso Dio e verso i fratelli. Perché la gente deve conoscere, perché anche una struttura sanitaria può partecipare, diciamo, al miglioramento della salute del cittadino, ancora di più perché veramente in questo reparto istituito medicina Covid veramente non dorme né la mattina né la notte, è costantemente presente nella salute, diciamo, del cittadino. Partecipa in maniera, diciamo, egregia, con umiltà, con senso di responsabilità, e quindi a mio avviso va attenzionato, diciamo, questo come tanti altri reparti che debbono, a mio avviso, stare alla pari a questo territorio agrigentino. Sono entrato in un pozzo dove veramente non riuscivo a capire dove veramente stava la luce, da che parte stava. Poi finalmente piano piano scorgevo che veramente qualcuno veramente contribuiva a farmi uscire, sia attraverso, diciamo, l'aspetto, diciamo, medico, e anche veramente la partecipazione di tutta la struttura che veramente, ma non perché solo per l'angelo principale, per tutti, dicono, non hanno fatto differenza, capito? Cioè, lavorando giorno e notte affinché veramente il paziente possa essere stato messo di poter uscire da questi impassi, capito? Cioè, dico, una situazione, sai, che ti lascia, diciamo, ti segna. Ancora oggi, tornando a casa, veramente vivo quei momenti veramente, adesso dico, con serenità piano piano riesco, diciamo, a catalizzare, a vedere, diciamo, in maniera più chiara la mia situazione. Ecco.